Oggi l'ANIOC di Agrigento organizza la presentazione di questo libro che parla dei prefetti che Agrigento ha avuto. Noi siamo felicissimi di poter festeggiare i due soci che stasera hanno scritto, come si dice in gergo volgare a quattro mani, questo volume che vuole così ricordare alla città i prefetti che si sono succeduti dal 1860 fino ad oggi e sulla loro presenza e l'importanza che hanno avuto nel gestire il proprio mandato nel nostro territorio. Noi come ANIOC incoraggiamo sempre tutti i soci che hanno questa volontà, questa voglia di voler rappresentare e di scrivere dei libri e di cimentarsi nel mondo della cultura. Prossimamente avremo un'altra presentazione di libri e noi veramente i nostri soci li incoraggiamo proprio su questa, su questa voglia e il prossimo evento, lo dirò stasera nella sala, sarà la presentazione del libro di Gaetano Allotta, l'ennesimo direi libro di Gaetano Allotta che C'era una volta, il guardiano del faro. Praticamente è un libro che mira a far conoscere i fari di tutta la Sicilia. Sono onorato di essere relatore questa sera in questo importantissimo convegno per la presentazione del libro di Paolo Cilona e di Salvatore Fucà. Che dire, questo libro è una perla che si aggiunge alla storiografia dei prefetti ed è una perla perché è un'opera originale, credo che sia la prima opera organica dei prefetti della provincia di Agrigento. Ma non è soltanto una biografia dei prefetti che si sono succeduti nel tempo qui ad Agrigento, ma credo sia un libro che contiene la grande storia della provincia di Agrigento raccontata attraverso i prefetti. Sì, viene ricostruita nel libro la successione dei prefetti che hanno gestito la provincia di Agrigento sin dai tempi dell'Unità d'Italia fino alla data di oggi. È una carrellata interessante perché oltre a ricostruire le schede biografiche dei prefetti che si sono succeduti fa anche dei riferimenti storici ad episodi che si sono verificati nel periodo della loro gestione, direttamente o indirettamente connessi all'attività che hanno svolto. Ne viene fuori anche un quadro dal punto di vista, se vogliamo, anche umano, perché viene ricostruita anche la personalità di alcuni, soprattutto di alcuni di loro, vengono fuori anche delle curiosità particolari. Tanto per fare un esempio, il prefetto Carlo Bosi, che è chiamato il prefetto poeta, che è quello che ha composto la canzone Addio mia bella addio, che tutti conosciamo dai tempi del Risorgimento. Dopo aver fatto dei libri che riguardano la storia del nostro territorio, quella dei carabinieri e poi quella dei questori, mi pare opportuno predisporre qualcosa che riguardi proprio i prefetti. I prefetti sono nati nel 1861 e sono praticamente iniziati come governatori, poi reggenti e poi sono stati prefetti. Oggi i prefetti non sono più al maschile perché ci sono moltissime prefette, perché hanno quasi raggiunto come sede quelli degli uomini, quindi dobbiamo dire che i prefetti fanno parte della nostra storia. La serietà, l'affidabilità, l'approfondimento che gli autori hanno dedicato a questo lavoro è assolutamente encomiabile. Mi piace sottolineare che Agrigento è la prima provincia d'Italia che dedica un lavoro di questo genere alla figura del prefetto, a conferma che effettivamente anche nell'attuale contesto istituzionale e sociale moderno c'è ancora spazio e c'è sicuramente molto lavoro da fare per chi arriva a ricoprire un incarico di questo tipo.